Mentre continuano a calare in Veneto contagi e ricoveri, i giorni festivi non rallentano la campagna di vaccinazione. Anche il 1° maggio ha registrato un forte aumento di dosi somministrate, che sono state quasi 38.400 in una sola giornata. Di queste, oltre 27.000 sono state prime dosi e oltre 11.000 le seconde dosi. In totale si tratta di oltre 1.700.000 vaccini già inoculati, con oltre 534.000 cittadini veneti che hanno completato il ciclo di vaccinazione. In pratica, il 24% dei veneti, quasi 1 su 4, hanno avuto almeno una dose di vaccino, tra i quali il 96% di chi ha più di 80 anni. Nell'ULSS 7 Pedemontana il 1° maggio ha fatto registrare oltre 2.600 iniezioni nei vari punti vaccinali, un dato che potrebbe anche crescere nelle prossime settimane. Infine, di tutte le dosi arrivate in regione, ben il 93% è stato distribuito, a conferma della capacità e della buona organizzazione della macchina sanitaria, che, per usare un termine automobilistico, riesce a consumare quasi tutta la benzina che ha nel serbatoio. Inutile tenere riserve, visto che nelle prossime settimane dovrebbero arrivare rifornimenti sempre più consistenti.